Ciao a tutti ragazzi e bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera si intitola I figli di Sua Maestà. Yamaoka Tetsu era uno dei precettori dell'imperatore. Era anche maestro di scherma e un profondo studioso dello Zen. La sua casa era il rifugio dei vagabondi e lui aveva un solo vestito, perché quelli lo facevano restare sempre povero. L'imperatore, notando com'era consumato l'abito di Yamaoka, gli diede un po' di denaro per comprarsene degli altri. Ma la volta successiva Yamaoka comparve col solito vestito, quello vecchio. Che ne hai fatto degli abiti nuovi, Yamaoka? Domandò l'imperatore. Ho rivestito i figli di vostra maestà, spiegò Yamaoka. La storia è veramente molto breve, ma anche molto diretta. In questo caso Yamaoka fa riferimento alla povertà intesa come povertà materiale, nel senso che eh, rivestire i figli di Sua Maestà sta a significare che anche i vagabondi fanno parte di quello che è un impero, un reame, e sono quella parte che di solito l'occhio non vuole mai vedere o comunque si fa fatica ad aiutare perché appunto considerati poveri. Yamaoka, vestendo sempre lo stesso abito sgualcito o comunque rotto, non perde certo la sua forza d'animo o la sua conoscenza zen. Per questo non è un vero povero. Per questo non ha bisogno di denaro per vestirsi in un modo prettamente elegante o comunque sia un abito che faccia il monaco. Ecco, lui sa già di avere delle risposte dentro di sé che probabilmente con denaro non è che aumenterebbero queste risposte. Ecco, è importante capire quindi come la conoscenza prevalga sul buon senso. Avere quei soldi e destinarli a chi appunto non ha un lavoro, è un vagabondo, è un senza tetto, sicuramente è una cosa molto nobile, però la cosa che è ancora più importante, che spiega appunto Yokohama, non è altro che la conoscenza e il fatto che un imperatore apra gli occhi, apra la mente, poiché anche i vagabondi sono figli di Sua Maestà. E quindi è molto molto bella perché lascia un insegnamento molto grande. L'ideale per cui aprire la mente non deve essere solo qualcosa che fanno i maestri di Zen, ma soprattutto che dovrebbero fare le persone che guidano il paese e che sono molto in alto. Questo non vuole assolutamente essere una critica a nessuna delle visioni di politica, di religione, è solo per persone che guidano. In questo caso mi vorrei collegare appunto alle arti marziali. È molto bello, poiché appunto in questo caso i vagabondi possono rappresentare alcuni allievi o qualcuno che di solito si tiene lontano, distante. Ecco, in realtà sono tutti figli di Sua Maestà anche loro. Quindi sono tutti quanti degli allievi di una stessa società, di uno stesso dojo. Mi sento di dirlo perché è proprio bella e nel senso che non c'è un vero discrimine se non quello che mettiamo noi nella nostra mente. Quindi cerchiamo sempre di svuotare la mente da quello che è una codifica, ma cerchiamo di apprezzare quello che è un discorso generale, una sorta di apertura globale verso tutti, senza fare preferenze o distinzioni, anche se spesso per il fatto che magari o si facciano preferenze o non se ne facciano affatto, siamo comunque criticati. Quindi tranquilli e andate sempre per la vostra, però sempre con la cognizione delle vostre responsabilità. Cosa posso fare per migliorare questo gruppo? Cosa posso fare per aiutare quel gruppo? Non c'è un questo o quello, è sempre la stessa unica grande visione, lo stesso unico grande dojo, oppure in questo caso lo stesso unico grande impero. Detto questo, noi ci aggiorniamo e ci vediamo per la prossima storia Zen. Ciao ciao!